È giunto il momento della resa dei conti. Da adesso in poi non si può più sbagliare. Lascari Cefalù e Super Giovane Castelbuono lo sanno e quindi si daranno battaglia in una partita incandescente disputata in una cornice di pubblico straordinaria, quella del Santa Barbara di Cefalù, che ancora una volta ha risposto presente con gli spalti, almeno quelli considerati agibili, tutti pieni dal primo all'ultimo posto. Si gioca in una giornata particolarmente complicata dal punto di vista climatico, ma inaugurata dal pensiero che l'avvocato Nicchi, dirigente delle Lascari Cefalù, ha voluto porgere ai presidenti delle due società. Poi finalmente si comincia con il calcio vero e subito con una palla gol importante per la formazione di Mister Grimodo, che qui scappa in contropiede dopo pochi secondi con Sferruzza alla sterzata, il cross sul secondo palo per Incognito, che calcia subito e impegna Randazzo alla parata sul primo palo. Partita molto tattica, tanti falli, gara molto spezzettata, poche palle gol vere e proprie. Una di queste ce l'ha Mocciaro, che sveglia i riflessi ancora di Randazzo. Pochi secondi dopo, sui sviluppi del secondo calcio d'angolo consecutivo per il Lascari Cefalù, la palla spiove sul secondo palo, dove c'è Sferruzza, colpo di testa a fil di palo, che però non inquadra lo specchio della porta. Intorno alla metà della frazione si sveglia anche la super giovane Castelbuono di Mister Marandano, che qui riesce a liberare alla conclusione Rosone e impegna severamente fiducia. Gran parata del portiere del Lascari Cefalù, che esattamente alla fine del primo tempo, al 45esimo, sui sviluppi di un'azione insistita da parte dei cinghiali, viene battuto da Antista, ma il direttore di gara ferma tutto per una posizione irregolare dell'attaccante della Super Giovane, e su questa giocata termina il primo tempo. Passiamo con le immagini realizzate da Pietro Piazza alla ripresa, dove realmente succede poco, se non al minuto 78 la corsa di Abate che salta anche fiducia, poi c'è il salvataggio sulla linea da parte di Volpini, che esulta come se avesse segnato, e difatti di un gol si tratta, perché tiene i suoi a galla. Minuto 86, Super Giovane che ci crede di più, la palla che balla al limite dell'area di rigore dove c'è Pirrotta, l'ex Resultana San Lorenzo però inquadra la porta ma calcia in maniera debole. Un minuto e mezzo più tardi ancora la squadra giallonera che attacca con il solito Rosone, che calcia dalla distanza, fiducia un po' fuori posizione, ma è bravo col riflesso a metterla fuori. Ma attenzione a quello che accade al quinto minuto di recupero, dopo una punizione straordinaria parata nuovamente da Rosone. Siamo nel finale, quinto minuto di recupero, la palla che balla nell'area di rigore. Per poco non succede il patatrack in casa Lascari, ma l'arbitro fischia 3 volte. Si va ai tempi supplementari in cui anche qui non succede tantissimo, ma prima occasione per la super giovane Castelbuono, che attacca nuovamente con la palla messa in mezzo sul primo palo. Bravo Fiducia a tuffarsi. Minuto 98, torna ad affacciarsi in avanti la squadra di Grimaudo ed è subito pericolosa con questa palla per la conclusione di Sferruzza, che colpisce il palo interno. Sfortunato il bomber della formazione biancorossa, che poi al minuto 103 scatta sul filo del fuorigioco a tu per tu con Randazzo, calcia, non sbaglia e porta il Lascari Cefalù in vantaggio. Minuto 103, esplode il Santa Barbara, esplode la squadra di Grimaudo, sempre più vicina alla conquista della finale del girone B di promozione. Esulta ovviamente il pubblico di fede cefaludese, che un paio di minuti dopo, in chiusura del primo tempo supplementare, trattiene ancora una volta il fiato per l'ennesima mischia nella propria area. La palla viene depositata in rete, ma l'arbitro ferma tutto per una posizione di fuorigioco che dunque mantiene il Lascari Cefalù in vantaggio. Passiamo al secondo tempo supplementare con la super giovane tutta proiettata in avanti. Mocciaro non trova la porta. Al minuto 118 sfiora il 2-0 che poteva ammazzare la partita, ma non serve, perché su quest'ultima mischia la palla va fuori. L'arbitro fischia 3 volte e manda il Lascari Cefalù alla finale playoff del girone B di promozione. Un grande applauso alla super giovane, ma ora la squadra di Grimaudo va ad affrontare l'Aspra tra 14 giorni. Da Sportisili per il momento è tutto, alla prossima!